Eccoci qua cari telespettatori, come avevo detto un'altra intervista importante e significativa, come sempre anche sollecitata dalle vostre istanze, dalle vostre mail, dalle vostre domande, e quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Domenico Crisarà, che è nuovo presidente, ormai lo diciamo sempre nuovo presidente, ormai presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, è stato presidente comunque anche regionale, quindi una lunga competenza, medico di medicina generale, tra l'altro vice segretario generale del FIMC, che è il sindacato sostanzialmente dei medici. Allora, dottore, so che lei resterà sbalordito da alcune inesperienze dei nostri concittadini, ma così è. E allora diamo un po' istruzioni di comportamento. Quando una persona, siamo vabbè, in periodo di pandemia, quindi questa è la questione più frequente, una persona accusa dei sintomi e chiama il proprio medico che non risponde, eccetera. Cosa dovrebbe fare come primo comportamento? Quali, diciamo così, medicine assumere o non assumere? C'è il fai da te, e fai da te anche supportati da internet, dilagante, quindi chi si somministra antibiotici che aveva presenti in casa, chi si cura da sé ma ugualmente esce di casa, va a fare la spesa perché comunque la spesa la devo fare, a trovare il genitore anziano, ho un po' di tosse ma non sarà niente, e intanto vediamo che il virus si propaga, sempre tra le pareti domestiche e familiari. A lei la parola, dottore. Allora, in questo periodo, se ci sono alterazioni febbrili o altri sintomi simili influenzali, la prima cosa è mettersi in isolamento. Poi contattare il proprio medico, è impegnativo ma non impossibile. Tenga conto che ci sono stati forniti ieri i dati dalla Regione Veneto, gli accessi negli ambulatori nel periodo tra ottobre e novembre sono stati superiori dello stesso periodo del 2019, tanto per avere idea della massa che si volge, perché chiaramente oltre al discorso dei sintomi c'è il discorso giustamente della psicosi, perché mentre prima, fino all'anno scorso, uno aveva un'alterazione febbrile 37,5, prendeva un po' di paracetamolo, si metteva tranquillo e aspettava qualche giorno prima di chiamare il medico, insomma, prima di fare continuava anche ad andare a lavorare, tra le altre cose. Sì, continuava ad andare a lavorare, insomma, se la febbre era passata. Adesso chiaramente il primo pensiero è: avrò il Covid, che porta, come dire, a una massa di richieste, di telefonate che è difficilissimo da gestire. Però da quello che so, con un po' di pazienza, un po' di comprensione si riesce a fare. Quindi la prima cosa è quella di mettersi in isolamento. Cioè, ecco, quindi non andare dal proprio medico, no, perché tanti prendono e vanno dal proprio medico. Nel modo più assoluto. Perché e neanche al pronto soccorso. Devono stare a casa e dato che le posso garantire che sono state aperte decine di linee di comunicazione tra il medico di famiglia, stanno usando dal WhatsApp, si sta usando alle mail, alle telefonate, bisogna avere un attimo di pazienza. Non succede niente se risposta a quella richiesta viene data dopo 3 ore o dopo tanto tempo, perché non c'è niente di immediato da dover risolvere, e quindi bisogna avere pazienza, ma assolutamente non muoversi da casa, proprio perché l'azione da fare, soprattutto nelle prime ore di alterazione febbrile, è capire se è un'alterazione febbrile dovuta a dei sintomi, dei virus influenzali che ci sono sempre stati, tenendo conto che si è verificato quello che avevamo detto già in settembre, che l'influenza, quella normale, sarebbe stata con una bassa incidenza. Proprio per le mascherine. Perché l'uso di mascherine diminuisce la possibilità di trasmissione dei virus, perché sempre virus si tratta, e quindi bisogna prima capire questa cosa, per cui magari un'alterazione di stamattina, domani mattina non c'è più niente, non ho sintomi, non ho dolori, quindi è una gestione differente, e quindi la prima cosa è non mettersi come dire, in gioco, starsene a casa, stare isolati anche rispetto ai propri conviventi, quindi in una stanza a parte.
Ecco, sintomi, lei parla di alterazione febbrile e questa è una questione abbastanza evidente, però sappiamo che non sempre questo è il sintomo che si presenta. Qualora una persona accusasse la tosse, del raffreddore, sintomi diversi che possono portare a pensare a un raffreddamento stagionale, però magari si sottende a qualcosa di diverso. Cosa fare? Ed è sempre quello il discorso, cioè bisogna mettersi in contatto col proprio medico. E descrivere quindi quello che... E descrivere quello che succede. Soprattutto per quanto si riguarda sintomi respiratori, l'ultima cosa da fare è uscire da casa e andare o dal proprio medico in pronto soccorso. Chiaro che per altri sintomi che possono essere minori, ma possono anche presentarsi da soli, tipo la diarrea, tipo i dolori alle ossa, bisogna un attimo sempre discuterne, nel senso che uno può anche, cioè, è molto più probabile che abbia mangiato qualcosa che gli abbia fatto male che non che sia il Covid. Quindi un minimo di, come dire, di colloquio col medico è indispensabile, prima di qualunque azione. Tampone. Quando è che voi medici prescrivete, dovreste, il protocollo prevede che venga prescritto il tampone, come va fatto, con che modalità e dove? E tampone rapido oppure tampone molecolare? Quindi che cosa? Allora, abbiamo un po' di istruzioni, informazioni. Allora, prima di tutto bisogna dire che il tampone non mi dice se ho avuto il Covid, non mi dice se lo avrò, mi dice se ce l'ho. In questo preciso momento. Il che significa che anche mezz'ora dopo aver fatto un tampone negativo io posso avere un contatto senza neanche rendermene conto e avere l'infezione. Quindi quello di cui bisogna tenere conto è che il tampone rapido, molecolare, qualunque sia, non è un lasciapassare per dire ah, io sono a posto. Bravissimo, questo è bene rimarcarlo con precisione, perché tanti si sentono poi assolti da alcune... Il che non è vero, perché sei in quella situazione, in quel momento. Mezz'ora dopo, essendo andando a prendersi un aperitivo con una persona che non sa di essere positiva, ma lo è, tu puoi essere stato contagiato. Quindi non ha un valore predittivo. Quanto tempo dopo aver avuto contatti con una persona che può averci contagiato, che magari ne veniamo a conoscenza, la carica virale è tale da poter dare dei segnali significativi a un tampone? E di che tipo di tampone? In tutti i casi minimo devono passare 48 ore. 48-72 ore dal contatto stretto. 72 anche. Perché altrimenti non è una carica, cioè è variabile chiaramente, però devono andare almeno 2 giorni. Tant'è che nei contatti stretti familiari il tampone non è neanche previsto, cioè nel momento in cui io coabito con un componente della mia famiglia che è risultato positivo, tutta la famiglia va in quarantena. Ah, questo è bene precisarlo, tutta la famiglia deve essere in quarantena. Tutta la famiglia, tutti i conviventi vanno in quarantena. Anche se uno dice, ma io sto nella camera che di sopra col bagno separato. Non esiste. Vanno tutti in quarantena. L'unica, diciamo, differenza è nella durata, perché gli asintomatici per contatto stretto, dopo 10 giorni, eseguendo un tampone rapido, se il tampone è negativo sono liberi di uscire dalla quarantena, mentre invece il positivo comunque 14 giorni. 10 giorni e 14 giorni, quindi questa è la previsione. Sì. Quindi quarantena vuol dire non si può uscire di casa? No, quarantena, anzi, per dare il coso, sono cosiddetti provvedimenti contumaciali, in che si distinguono nell'isolamento, che è quello in cui va il positivo, e nella quarantena, in cui invece vanno i conviventi, i contatti stretti acclarati. Abbiamo detto tipo marito e moglie, marito positivo, moglie anche se negativa, in quarantena, uno in isolamento in quarantena. Il valore di questi provvedimenti è esattamente quello degli arresti domiciliari,
cioè essere messi in isolamento, in quarantena, equivale a essere agli arresti domiciliari. Uscire per andare a trovare il genitore da solo anziano a cui si portava da mangiare anziché si andava ad accudire perché è reato. No, uscire dalla porta di casa è reato, neanche il perché. Perché equivale a cosa? E le imputazioni sono gravissime, perché sono di tipo penale, perché è diffusione di epidemia. Assolutamente. Per cui, infatti, questo è un provvedimento che viene emanato dagli ufficiali sanitari, dove eccezionalmente, che normalmente sono i medici dell'igiene pubblica e della prevenzione, ma in Veneto per questa emergenza c'è stata un'ordinanza, la famosa ordinanza del Presidente Zaia, che ha nominato anche i medici di famiglia ufficiali sanitari che possono predisporre questi provvedimenti. Chiarissimo. A questo punto il tampone, quando una persona deve fare il tampone, racconti un po' l'iter, lei ha un suo paziente, la chiama, dice che ha questi sintomi, lei reputa che possa essere un soggetto a rischio, gli prescrive il tampone. Lo va a fare nel luogo che lei, medico di base, gli indica? Allora, ci sono i punti di tamponamento dell'uso che ormai credo che conoscano tutti quanti, meglio del mercato delle piazze, che uno è lo stadio Euganeo, gli altri sono le sedi distrettuali, tranne che per quella di Via Temmanza, perché è tutto fatto all'Euganeo. Poi ci sono le sedi di Servazzano, di Lupano, insomma ci sono le sedi... Ogni territorio provinciale ha le sue, insomma. No, ogni zona della ASL ha la sua poi ci sono il Campo San Pierese, certo. Insomma i punti di riferimento ci sono e sono chiari. Va là e segue il tampone e poi torna a casa. Perfetto. Persona anziana, e qui ci rivolgiamo a un target che ci segue particolarmente, tanti over 80, alcuni hanno anche scritto delle lettere scritte a mano carinissime, e noi appunto rimuoviamo questo. Cosa deve fare una persona che è over 80, che non si muove da casa, solo, che non può essere assistito, che teme di aver accusato accusa questi sintomi, può averlo preso dalla badante, molto spesso succede questo, dall'assistente familiare. E che cosa si fa? Assistere da un parente che però a questo punto va a casa dell'anziano, lo può prendere? Prima di tutto va stabilito se ha o non ha, avendo quei sintomi, se ha o non ha il Covid. Lì è chiaro, e quindi è con l'esecuzione di un tampone. Che viene fatto a casa della persona? Sì. E le strade sono due, o dal medico di medicina generale, con cui deve comunque prendere contatto, oppure dalle USCA. E qua entriamo in gioco con le USCA. Queste famose USCA. Quindi il medico di famiglia segnala alle USCA, c'è un sito apposta, il fatto che il tal suo assistito di una certa età che non è deambulante ha questi sintomi. L'USCA sono dei giovani colleghi molto in gamba che si recano a domicilio insieme ad un'infermiera, perché quello è una cosa importante, eseguono il tampone, eventualmente fanno una visita al paziente e quindi ne stabiliscono un po' il... Quindi il paziente poi viene seguito da queste persone, da questi medici? No, viene sempre seguito dal medico di medicina generale, perché poi l'USCA fa un rapporto al medico di medicina generale. Che è sempre al corrente. Dice, sì, perché non lo fa direttamente il medico di medicina generale? Perché per entrare in un ambiente Covid saturato, come può essere quello di una casa, c'è bisogno di una serie di dispositivi di protezione particolari, perché è più facile che il medico contragga il virus, ma che se il medico è infetto glielo passi, perché tenga conto che solo nella settimana dopo dell'Immacolata, in una settimana abbiamo avuto 12 medici malati a Padova e 25 a Verona. Caspita, tantissimi. Quindi se il medico non è sufficientemente protetto, non solo rischia di prenderselo, ma rischia anche di passarglielo.
E una delle situazioni per essere più sicuri è quella della vestizione e della spoliazione. Quando voi vedete tutte quelle tute così avveniristiche che sembrano gli astronauti, dopo essere stato in un ambiente Covid, il toglierla è più importante di averla addosso, perché se non usi determinati passaggi in cui ci deve essere un'altra persona ad aiutarti, rischi di contaminarti o di contaminare. E questo fa capire che la facilità con cui molte volte dei parenti stretti vanno ad accudire la persona, anche con grande generosità, disponibilità, ma leggerezza, mi metto 2 mascherine una sopra l'altra, mi metto i guanti o mi disinfetto le mani, può essere estremamente rischioso. Guardi, è di questi giorni un collega giovane, molto in gamba, che lavora in casa di riposo anche, che ha commesso la leggerezza di fare una visita domiciliare a un paziente anziano e non aveva il sovracamice. Cioè aveva mascherine, guanti, eccetera, eccetera. E quando è andato via non si è cambiato e si è contaminato. Questo fa capire tutto, no? Io glielo chiedo perché molti anziani si ritengono abbandonati o trascurati o che ci sia della cattiveria tra virgolette nei loro confronti perché dicono ma non vieni, cosa vuoi che sia, ti metti la mascherina. Invece lei con l'autorevolezza della sua posizione, il fatto che dica bisogna che ci siano persone che sono deputate a farlo è estremamente importante. Sì, perché deve essere, perché ora è stato più semplice pensare a pochi medici dedicati a tutti, le USCA, che fornire di tutta questa organizzazione, anche se sarebbe stato più giusto, tutti i medici di famiglia. Infatti il rapporto che in Regione è stato stabilito tra medici di famiglia e USCA sarebbe un USCA ogni 5 medici. Avviene questo? Dovrebbe avvenire questo, possiamo il condizionale, però dovrebbe quindi avvenire. Un USCA segue 5.000 abitanti? Un USCA circa, anche di, perché poi non sono 5.000 abitanti, sì, sono 5.000. I contagiati che devono stare a domicilio di 5 medici. Quindi chiaro. Queste persone a domicilio che non devono uscire di casa, devono usare determinate cautele, vengono controllate, c'è l'USL che chiama il medico di base, come avviene? Di solito chiama il medico di famiglia, dovrebbe chiamare anche l'USL, ma sono sepolti da queste cose, che poi è quello che si vorrebbe far capire diciamo alla gente, che il problema al di là della malattia è l'incapacità, se si continua con questi numeri, del sistema di dare risposte a tutti e si rischia di non dare più risposte a nessuno perché i numeri sono talmente alti, talmente grandi che non c'è. Potremmo essere, non lo so, il sistema sanitario di Marte, il migliore sua cosa, non è sufficiente perché sono talmente tanti i numeri che non la si fa. Il problema più grosso di questa storia è quando si dice l'occupazione delle rianimazioni, delle semi-intensive, eccetera. Non è rispetto al Covid, o per meglio dire, il Covid è un problema, ma dietro ci sono ancora, perché non sono andate in vacanza dicendo tanto a questi li ammazza solo il Covid, noi possiamo prenderci cose. Ci sono gli ictus, ci sono gli infarti, gli incidenti stradali, tutta questa cosa, i grandi interventi d'urgenza, i tumori che non possono aspettare, che hanno bisogno della rianimazione. Bene. E quindi se noi occupiamo tutte le rianimazioni per il Covid, oppure addirittura dobbiamo separare la rianimazione Covid dalla rianimazione non Covid, quindi diminuendo la presenza di personale, perché viene diviso per 2 strutture, di fatto, e cominciano ad esserci problemi seri sulla sopravvivenza di tutti, chiaro, non solo di chi ha il Covid. Assolutamente. La interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, ma torniamo ancora con queste questioni molto semplici, lineari, ma in cui ripetita Juvent. Tra poco.